grazie ai professori Ciarmiglia e Parlante, grazie a Cristian Ferrari. Io sarà un contributo cortissimo per la volontà del direttivo dei giuristi democratici, la rappresentanza dei giuristi democratici. Anche noi siamo partiti dalla riflessione sulla riforma del titolo quinto, a parte seconda della Costituzione, perché senza una riflessione su quello, conseguentemente non si hanno strumenti per valutare l'oggi. Noi riteniamo che, a dire la verità, con la importante eccezione dell'introduzione all'articolo 111 del giusto processo, tutte le riforme costituzionali abbiano introdotto dei passi indietro nell'ordinamento costituzionale. Questa del titolo quinto, in particolare l'articolo 116, è stato un cedimento profondo, perché il 116 è l'articolo delle regioni a statuto speciale. Ora mi dispiace che il segretario della CGIL, non certo per polemizzare con il passato, ma giustamente per polemizzare con Bertolissi, la scuola padovana dei costituzionalisti è una scuola di altissimo livello, dalla Pergola a Livio Paladin. Esatto, Livio Paladin, sono stato l'ultimo che si è laureato come professore, e proprio facendo una riflessione sugli statuti speciali, noi vediamo che lo statuto speciale scritto da Livio Paladin nel 63 chiariva l'autonomia speciale di una regione schiacciata dalla guerra fredda, ma dicendo la regione è autonoma nella irriducibile unità della Repubblica. A dire la verità, pochi anni dopo, se leggiamo lo statuto del Veneto, che è del 71, il primo statuto del Veneto, noi vediamo un primo cedimento. Se leggete l'articolo 2 si parla di autogoverno del popolo veneto. Ora, autogoverno del popolo veneto può significare molte cose, è un riferimento giuridico, come dire, che facilmente scivola nel metagiuridico, però diciamo c'è un processo di lunga durata di allusione dell'ordinamento costituzionale addirittura rispetto a ordinamenti preunitari. Zaia fa il referendum alludendo al plebiscito del 22 ottobre di 151 anni fa. L'idea è sempre quella: alludere a un'impossibile anacronistica Repubblica Veneta fuori tempo massimo. Ma vediamo che l'anacronismo in Europa, non solo dal punto di vista costituzionale, a forza di ripeterlo, giuridicamente si afferma, perché comparativamente il Belgio, che ha una Costituzione del 1831, però lì ci sono seri problemi linguistici, religiosi, la Spagna, che ha una Costituzione post-franchista, anche lì, e l'Italia, a furia di fare leggi regionali manifesto, in cui ci si inventa l'identità veneta, in cui ci si inventa la lingua veneta, si costruisce un simbolico che poi diventa giuridico. Quindi qualsiasi cosa ormai che dicano i veneti è una cosa giusta, efficiente. Peccato poi, per parlare appunto dei fatti, che il procedimento penale relativo al Mose vedesse 3/4 dei politici e degli amministratori autoctoni, e se non autoctoni trasferiti. Quindi il punto è questo. Un autorevole politologo della Cattolica, Roberto Bioccio, vari anni fa scrisse un libro che si chiamava La Padania Promessa. Oggi c'è la Venetica o la Repubblica Veneta promessa, e sotto questa allusione fortemente ideologica c'è da una parte un neocentralismo mai visto, perché io ho appena detto il titolo quinto mi fa schifo, però se sto al titolo quinto 114 dice
la Repubblica è costituita di Stato, regioni, comuni, città metropolitane, province e comuni. Quindi volete sottrarre la centralità degli enti di prossimità, la centralità della risposta ai cittadini immediata che si fa nei comuni, nelle province, nelle città metropolitane, della centrale tutto a livello regionale. Si tratta di una forma anche amministrativa assolutamente centralistica. Guardate, e qui concludo, torniamo sempre lì. Queste cose vanno viste in maniera anche ideologica. Pur contrastando ferocemente, l'abbiamo detto tutti, la riforma Renzi, però la riforma Renzi sul regionalismo diceva degli elementi di chiarezza. È possibile che gli aeroporti, i porti siano tutti gestiti da regioni con risultato empirico di decine di moltiplicate ricorsi alla Corte Costituzionale per leggi incostituzionali, e per converso regioni che a prescindere fanno ricorso in consulta intasando ormai quella sede del giudice delle leggi. Quindi si riparta certamente da una riflessione sulla forma statale, si riparta però sapendo che c'è un pregiudizio chiaro. Finora chi ha messo le mani sulla Costituzione ha sempre sbagliato, non è detto che si sbagli sempre, ma finora è andata così. Si ragioni anche al limite sulla necessità o meno delle regioni a statuto speciale. Le 4 regioni a statuto speciale ebbero lo statuto del 48, poi il 63 Friuli Venezia Giulia, poi il nuovo statuto del Trentino Alto Adige e via seguendo. In fondo, per accordi internazionali tra Gruber e De Gasperi, l'unica necessaria è il Trentino Alto Adige. Si ragioni sulla difesa delle minoranze alloglotte, che quelle devono avere difesa costituzionale principale, quindi gli sloveni, quindi i francesi, quindi ovviamente i tedeschi, ma si discuta anche di quello e si vada nel senso esattamente opposto, cioè si vada, se possibile, nella maggiore perequazione, non nella maggiore sperequazione delle risorse, delle competenze e delle capacità. Io mi scuso davvero tanto, cosa davvero maleducato, ma per ragioni familiari del mio bambino non potrò ascoltare le repliche, me le farò raccontare, lo so che non si fa, ma purtroppo la vita è così, e vi ringrazio. Quello che mi preoccupa non sono tanto i desiderata dei governatori, che non mi potrà, virgolette, i desiderata dei governatori, ma la risposta sul piano di diritto e in punta di diritto dello Stato. Lo Stato in questa fase di costruzione in qualche modo di quello, io non condivido niente di quello che chiedono, le materie fanno terrore, non poter avere una scuola pubblica nazionale, una sanità e tutto il resto, l'ambiente eccetera, e poi è anacronistico in una situazione in cui noi ci troviamo in Europa e dobbiamo fare i conti col mondo intero, cercando di creare delle piccole zone, no? Magari mettendoci anche dei confini poi, perché non voglio che venga qualcuno a prendersi dei servizi qua, visto che non li paga. Questo. E allora questo io trovo di una, la metto in maniera proprio banalizzazione, è una banalizzazione di un'intera architettura che già abbiamo e che in qualche modo però richiede una risposta a questo, va data una risposta. Lo sappiamo tutti cosa è successo più o meno 10 anni fa sul federalismo fiscale, perché loro l'hanno rifiutato. Ma quello che mi preoccupa è la mancanza degli anticorpi. Io non sento che questo Stato abbia degli anticorpi e questo a me preoccupa molto. Un'altra questione velocissima è quella, se qualcuno mi sa dire
Se questo provvedimento firmato da Gentiloni in una situazione in cui lui doveva governare le materie ordinarie si occupa di una materia straordinaria, perché questa cosa è passata? Perché non viene cassata? Perché non viene reso nullo sul nascere? Ci sono provvedimenti molto più semplici che hanno che hanno sempre questo percorso, questo fine. Se io faccio qualcosa dove la legge non me lo consente, è nullo in partenza. E perché questa cosa? Ecco, io questo, scusate la mia estrema ingenuità, ma vorrei capire questo. Io tanto ringrazio il governatore perché mi ha fatto comprendere che stiamo assistendo veramente a un miglioramento costituzionale. Pronto? Sì. Ringrazio tutti i relatori perché oggi mi hanno fatto comprendere come stiamo assistendo tramite una paventata riforma dell'autonomia differenziata completamente ad uno svuotamento della nostra Costituzione repubblicana. Ecco, vengo alla domanda per la professoressa in particolare, che sono un po' tecniche, sono due notazioni secondo lo stesso slide. E nel concetto di regionalizzazione delle scivole fiscali hanno dato i due principi del beneficio e del pagamento. Si poteva chiarirmi questo sistema di calcolo. E poi per quanto riguarda i 9 decimi dell'extragettito, sostanzialmente la riforma dell'autonomia differenziata del Veneto pretenderebbe di attribuire appunto i 9 decimi di extragettito alla regione e quindi trasferire dal bilancio dello Stato al bilancio della regione, quindi non permettendo più di ridurre il deficit nazionale. E volevo chiedere alla professoressa se poteva portare a conseguenza questa considerazione, se ho compreso bene, dicendo che questo ci porterebbe sostanzialmente a non ripagare più il debito pubblico, quindi all'uscita probabile dall'Unione Europea sostanzialmente alla fine. Grazie. Io volevo fare solo una segnalazione ai relatori che conferma la traccia del percorso che è stato fatto, cioè è un centralismo regionale, è un falso federalismo e c'è un gioco a rialzo per aumentare i poteri dei singoli territori. La regione, la città di Venezia è una città metropolitana. Lo scopo della città metropolitana è creare unitarietà di servizi e unitarietà di gestione del territorio. La regione Veneto ha trasferito alla città metropolitana le funzioni urbanistiche e le regole urbanistiche che hanno voluto. Altri interventi. Una domanda è stata fatta dalla signora che mi ha preceduto, che è proprio quella relativa a chi paga poi il debito pubblico. E l'altra è questa: lei ha detto che è tutto da dimostrare che la regione Veneto sia efficiente. Qualche elemento su questo, non perché sia convinta che sia efficiente, ma perché sono convinta. Sono tra l'altro terrorizzata dal fatto che alcune delle materie che sono state elencate dal professor Parlante vadano nelle mani della regione. Chiedo come votiamo.